Fabrizio Boron, consigliere regionale di Padova, nel mirino le quote non versate al partito, ma anche gli attacchi ai vertici, le ultime stoccate a ring lunedì. La sua reazione oggi: io capro espiatorio in vista del congresso regionale. Aperto a Venezia il salone nautico, ad inaugurare la kermesse anche il ministro Salvini e il presidente del Senato La Russa, il leader della Lega. No a superbollo, nuove tasse sulle barche perché i ricchi si spostano altrove, in Costa Azzurra. Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di oggi nella cava di Torreselle di Piombino Deso. Un 56enne operaio di Cittadella è morto mentre era al lavoro. Sul posto lo Spisal per le indagini. Omicidio di Anica sul Piave, dall'alba carabinieri e sommozzatori dei vigili del fuoco al lavoro per recuperare quanti più elementi utili. L'avvocato del compagno è sconvolto, vuole la verità. Chiuse le indagini sulla tragedia di Miriam Ciobanu, travolta e uccisa a Pieve del Grappa la notte di Halloween 2022. Chiuse le indagini, il 23enne alla guida dell'auto sfrecciava a quasi 160 km/h, aveva bevuto ed era sotto effetto di droga. Anziano di Borso del Grappa colpito da malore mentre lavora dietro casa, è stato salvato dai suoi cani da caccia che abbaiando hanno dato l'allarme alla moglie. Libertà di stampa e querele bavaglio, si è discusso anche di questo al direttivo del sindacato giornalisti Veneto alla presenza della neoeletta segretaria Alessandra Costante. Un post per dire basta alle fake news sul suo seno. La showgirl che abita a Mogliano affida ai social una perizia medica per mettere fine alle polemiche di anni. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la politica con la bufera esplosa in casa Lega. Salvini ha deciso l'espulsione del consigliere regionale Fabrizio Boron. Qualcuno credo dovrebbe anche dire no, nel momento in cui a Padova prendiamo il 6%, facciamo 2 consiglieri comunali, a Verona la perdiamo, poi perdiamo Vicenza, facciamo un consigliere comunale. Qualcuno dovrebbe anche dire che magari qualche errore lo fa e che non è così, cioè ha la capacità di non sbagliare mai, perché poi alla fine sembra che nessuno sbagli mai. C'è chi governa il partito o chi ha avuto delle responsabilità di governo del partito negli ultimi 2 o 3 anni in maniera decisa e insomma gli errori poi si pagano. L'ultima uscita da leghista lunedì sera a Ring, il talk show di Antenna 3, emittente del network Media Nord-Est, per commentare i risultati delle amministrative con Vicenza appena vinta dal centro-sinistra. Anche in quel caso Fabrizio Boron non ha risparmiato critiche a quello che ora è il suo ex partito. Ricordo benissimo il percorso che ci portò alla vittoria del 2014 su Padova. È stato un percorso dove il candidato era voluto, era scelto, si è lavorato in maniera forte sul territorio, invece di personalismi che a volte magari portano a difficoltà che poi si manifestano come l'anno scorso magari è andata a finire Verona. L'espulsione dalla Lega è arrivata di certo non come un fulmine a ciel sereno, visto che i rapporti tra il consigliere regionale padovano e il Carroccio erano tesi da più di un anno. La decisione è arrivata direttamente dal federale di Via Bellerio. Ufficialmente la motivazione dell'espulsione riguarderebbe l'insolvenza di Boron nei confronti del partito. Da mesi non verserebbe infatti la quota che ogni amministratore eletto o nominato è obbligato ad erogare. Il confronto porta sicuramente a trovare soluzioni migliori e condivise. Se poi non c'è il confronto e ci sono le decisioni calate dall'alto, qui sto parlando un po' della Lega, dai, ho capito. No, io ho detto parlo per la Lega, non mi permetto di parlare per le altre. Ma ci sarebbero anche altri motivi, a partire dal sostegno ai candidati sindaco. Boron infatti l'anno scorso non ha mancato di esprimere il suo disappunto per la scelta di candidare Francesco Peghina, sindaco di Padova, candidato che perse al primo turno contro Sergio Giordani. E dopo la sua espulsione abbiamo raggiunto telefonicamente proprio il consigliere regionale Boron. Sentiamo le sue parole. Guardi, io non ho notizie ovviamente ufficiali perché a me non è arrivata nessuna comunicazione, apprendo dagli organi di stampa quanto sarebbe accaduto. Sarebbe abbastanza incredibile, no, che ormai le raccomandate si mandano a mezza stampa. Però vabbè, vedremo nei prossimi giorni se tale cosa è vero, cosa avranno scritto nel provvedimento. Credo che tutto quello che si sia creato sul discorso di insolvenza, per il quale vorrei ricordare che l'insolvenza va controllata dal 2015 ad oggi, no? Perché poi nascondersi dietro l'ultimo periodo solo perché c'è un congresso in corso è abbastanza incredibile. Bisognerebbe controllare dal 2015 ad oggi
a tutti i livelli e su tutte le regioni quello che è successo. Io ricordo benissimo, insomma, ho sempre pagato tutto e anche di più, e ricordo benissimo che questa storia girava anche negli anni passati, però non è mai stato fatto nulla. Oggi viene presa in campo questa cosa e molto probabilmente io sono il capro espiatorio, perché io ho dichiarato apertamente che tutto ciò che è da versare verrà versato nel momento in cui questo partito si dà delle regole di trasparenza e democrazia, cose che, se tale notizia fosse vera, smentirebbero la mia speranza, insomma, ecco. Io credo che questo sarebbe un provvedimento ascrivibile al congresso che si deve fare. Mi par di capire, insomma, che chi sta scrivendo le regole per il congresso è lo stesso che poi si deve candidare. Lei ha mai visto una cosa del genere? Siccome forse io ho detto una verità, e allora questa verità deve essere taciuta. Ecco, stranamente queste cose succedono nel momento in cui si deve celebrare il congresso regionale, il congresso nazionale veneto. Non è un caso. No a nuove tasse sulle barche o i ricchi scappano all'estero, lo ha detto il ministro Matteo Salvini oggi all'inaugurazione del Salone Nautico a Venezia. Con lui sul palco anche il Presidente del Senato La Russa, il Presidente Zaia e il Sindaco Brugnaro. Per me, da Ministro di Infrastrutture e Trasporti... No al superbollo, no a qualsiasi ipotesi su nuove tasse sulle barche, perché i ricchi si sposterebbero all'estero, in Costa Azzurra. Annunciando al Salone Nautico di Venezia di essere al lavoro con Brugnaro e Zaia sulla convivenza tra navi, ambiente e turismo, il ministro Matteo Salvini ha aggiunto che bisogna aiutare la creazione di ricchezza in questo paese e che quelle tasse porterebbero solo alla perdita di operai e artigiani. Se avessimo ascoltato i no Mose, i no TAV, i no Ponte, i no qui e i no là, Venezia sarebbe finita sott'acqua decina di volte. È vero, ci sono state vicissitudini economiche, giudiziarie, infrastrutturali, però io dico grazie al Mose e grazie a chi pensa in grande, perché se non avessimo pensato in grande non avremmo avuto Venezia. Venezia che è un museo, ha concluso Salvini, per cui chiedere un contributo a chi la visita potrebbe essere la strada da seguire. E qui il riferimento è al pagamento di un contributo d'accesso per i turisti su cui è al lavoro il Comune. L'Italia deve diventare capitale della nautica nel mondo, ha detto invece il Presidente del Senato Ignazio La Russa, definendo Brugnaro tra i sindaci più bravi e il più innamorato della sua città. Qualunque cosa parta da Venezia, qualunque cosa parte dall'Italia, è benedetta dalla cultura, dalla storia, dalla fantasia, dalla capacità tecnica e soprattutto dall'entusiasmo e dalla fantasia tutta italiana. Prima uscita ufficiale questa mattina per il neo sindaco di Vicenza, Giacomo Possamaia. Al Museo del Risorgimento ha celebrato le vittime della Resistenza. Intanto è pronto ad affrontare i primi temi, TAV, bacino di laminazione e nuova giunta. Andiamo avanti con il telegiornale, in caso ritorneremo a Vicenza, dramma nel pomeriggio a Torreselle di Piombino Dese, siamo alla cronaca dove all'interno di una cava di lavorazione di inerti in via Piave si è verificato un infortunio mortale sul lavoro. Poche al momento le informazioni, la vittima è un operaio 56enne di Cittadella, Pio Giaretta, impiantista che sarebbe caduto nella cava battendo violentemente la testa. Sul posto il SUEM di Padova che ha constatato il decesso e i tecnici dello Spisal per i rilievi. Sul Piave dall'alba i carabinieri e sommozzatori dei vigili del fuoco al lavoro per recuperare quanti più elementi utili nell'indagine sull'omicidio di Anica Panfile. Sono le 6 del mattino quando in via del Fante a Spresiano arrivano i carabinieri del nucleo investigativo per effettuare un sopralluogo lì dove lo scarico del canale della Vittoria sbocca nel Piave e dove si presume che il corpo di Anica Panfile sia stato trasportato dalla corrente nel fiume dopo essere stato gettato dal ponticello lungo la strada. Qui una pattuglia dell'Arma ha piantonato la zona tutta la notte dopo il parziale svuotamento del canale per attenuare la spinta dell'acqua e rendere più visibile il fondale. Circa 45 minuti poi le auto ripercorrono a ritroso il sentiero lungo il canale per lasciare posto di lì a qualche ora ai sommozzatori dei vigili del fuoco chiamati a scandagliare il Piave fino al punto in cui il corpo è stato ritrovato.
Ricerche certosine fino a mezzogiorno e dal fondale sono riemersi una felpa grigia, delle chiavi, un accendino e un paio di occhiali, oggetti con tutta probabilità appartenenti alla giovane mamma trovata morta il 21 maggio. Nessuna traccia del telefono, ma gli inquirenti, anche senza l'apparecchio, stanno ricostruendo il traffico telefonico e messaggistico della donna, esclusa però la chat di WhatsApp a cui non è possibile risalire. Ad assistere all'ispezione del fiume illegale a cui si è affidato Luigino De Biasi, compagno di Anica, l'avvocato Fabio Amadio. È tutto interesse del signor De Biasi che le cose vengano alla luce e si scopra veramente quello che è successo. Lui in questo momento è nella situazione dell'uomo che ha perso la moglie, la compagna nel suo caso, e che non sa cosa sia successo. E questo qui per lui è una cosa terrificante. Con l'incognita della sorte dei 4 figlioletti di Anica. Per quanto so io, dovrebbe essere stato nominato un procuratore speciale per i bambini. Il signor De Biasi è veramente interessato ad avere i bambini con sé. Non so se il padre li voglia portare via o meno. Mi sembrerebbe una cosa abbastanza logica che un padre volesse tenere con sé i figli se li avesse avuti sempre con sé. In questo caso non lo so, dovrà decidere il tribunale. Gli inquirenti non confermano né smentiscono la notizia del filmato delle telecamere di videosorveglianza di Arcade che mostrerebbe la 31enne salire su un'utilitaria scura il giorno della sua scomparsa, ma dal quale non si riuscirebbe a leggere la targa della vettura. Procedono gli esami del DNA sui vestiti della donna e sotto le sue unghie. Quanto alla vasta ferita che il viso presenta nella zona occipitale sinistra, Anica non l'avrebbe rimediata cadendo o sbattendo contro qualcosa, ma sarebbe stata causata da un colpo inferto con un oggetto piatto non tagliente che rimane da individuare. La tragedia di Miriam Ciobanu, travolta e uccisa a Pieve del Grappa la notte di Halloween di un anno fa. Chiuse le indagini, il 23enne alla guida dell'auto sfrecciava quasi a 160 km all'ora, aveva bevuto ed era sotto effetto di sostanze stupefacenti. Si va verso il rinvio a giudizio. L'impatto devastante, un volo di un'ottantina di metri, travolta ed uccisa Miriam Ciobanu, 22 anni, un incidente che aveva sconvolto la comunità intera. La giovane stava tornando a casa a piedi nel cuore della notte, si trovava probabilmente nei pressi della linea di Mezzeria quando è stata falciata dall'auto. Ora la procura ha chiuso le indagini preliminari, l'investitore Alessandro Giovanardi, 23 anni, sfrecciava a 158 km/h. Un missile che non ha lasciato scampo alla ragazza. L'automobilista dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato dalla violazione di plurime norme di circolazione. In particolare è stato contestata una velocità eccessiva, stimata dal perito in 158 km/h in un tratto in cui vigeva il limite dei 60 km/h, per di più in ora notturna, e su tratto non illuminato. È stata anche contestata la violazione della normativa per quanto riguarda l'assunzione di alcol e l'assunzione di cannabinoidi. Miriam quella notte tra il 31 ottobre e il 1 di novembre aveva discusso con il fidanzato ed aveva deciso di rientrare nella sua abitazione a piedi. La tragedia lungo via Vittorio Veneto alle prime luci dell'alba. Il dolore della famiglia di Miriam, lo shock degli amici. Il 23enne aveva un tasso alcolemico di 1,33 ed è risultato sotto l'effetto di cannabinoidi. La Marca rimane una delle province dove si registrano più incidenti stradali, anche mortali. Sicuramente, come ho già detto in altre occasioni, è una delle più grosse piaghe sociali del Trevigiano questa. L'appello rimane sempre lo stesso, quello di mettersi alla guida con responsabilità, rispettando le norme del codice della strada. Ovviamente sì, però evidentemente chi lo fa pensa che a lui non possa succedere, ma può succedere a tutti. Libertà di stampa e querele bavaglio. Si è discusso anche di questo al direttivo del sindacato giornalisti Veneto alla presenza della neoeletta segretaria Alessandra Costante. Direttivo del sindacato giornalisti Veneto a Padova alla presenza della segretaria nazionale Alessandra Costante, eletta da qualche mese a capo della Federazione Nazionale della Stampa. Un'occasione per discutere del ruolo dei giornalisti. In discussione in Senato in queste ore ci sono varie proposte di legge di riforma relative alla diffamazione a mezzo stampa, reato che prevede come pena anche il carcere.
Una riforma che arriva dopo 2 sentenze della Corte Costituzionale che obbligano il Parlamento a legiferare. Tolgono il carcere, poi mettono delle sanzioni esagerate per quanto riguarda le condanne per diffamazione, che sono tali, perché quando si parla di 50.000 euro è una sanzione tale da impedire a un giornalista precario, ad esempio, di fare bene il proprio lavoro, perché si autocensurerà. Noi continuiamo a chiedere che quando ci sono delle querele bavaglio, in presenza di querele bavaglio, ci sia anche una norma che imponga al querelante di dover versare almeno il 50% di quello che ha richiesto al querelato. Il 99% delle querele verso i giornalisti vengono comunque archiviate e per la stampa ora si profila un nuovo reato, quello di stalking. Lo stalking è una cosa stranissima, l'abbiamo ereditato dagli Stati Uniti. Dagli Stati Uniti importiamo tante cose, anche le fattispecie giuridiche più strane. Lo stalking nei confronti da persona a persona è la cosa più indimostrabile del mondo. Voglio vedere se invece è dimostrabile quello fatto da un giornalista a un privato. Un'occasione, quella del direttivo, per fare il punto sulla situazione della stampa veneta, con attenzione al cambio di proprietà delle testate del gruppo Gedi. Questo, se da una parte significa che i giornali non sono morti, perché molto probabilmente hanno ancora un significato, se l'imprenditoria veneta mostra tutto questo interesse, è veramente importante. Dall'altro abbiamo delle preoccupazioni perché speriamo e ci auguriamo che vengano tutelati i livelli occupazionali e anche comunque le condizioni di lavoro. Anziano colpito da malore dietro casa, salvato dai suoi cani da caccia. Al campanello di casa in via Appocastello a Borso del Grappa oggi non risponde nessuno. Si sente soltanto l'abbaiare dei cani. Sono i cani da caccia di Pietro Fabian, il 76enne che questa mattina è stato salvato proprio dai suoi amici a 4 zampe. Sono agitati, cercano il loro padrone che però è in ospedale. Tutto è successo in pochi minuti questa mattina. L'anziano stava lavorando dietro casa da solo quando è stato colpito da un malore improvviso che lo ha fatto cadere a terra. I cani si sono accorti che qualcosa non andava e hanno iniziato ad abbaiare, attirando così l'attenzione della moglie. Era in cucina lei e lui era di dietro perché hanno la riva di dietro e sente i cani abbaiare ed è andata a vedere, guarda, è andata a vedere e l'ho visto per terra. E non so se è caduto, se è venuto qualcosa e adesso lei è all'ospedale. Se no non andava di dietro subito lei. Ha sentito i cani abbaiare e è andata giù e l'ha trovato per terra. La donna ha chiamato subito il 118 e sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM di Crespano. Dopo le prime cure, Pietro Fabian è stato portato in pronto soccorso a Castelfranco Veneto. Qui le sue condizioni sono migliorate. Il 76enne si sta lentamente riprendendo e questo grazie ai suoi 2 cani che di fatto gli hanno salvato la vita. Un risvolto molto positivo grazie a questo affiatamento, a questa particolare passione per gli animali, dove è veramente una simbiosi tra Pietro e i suoi cani oggi hanno veramente dimostrato quanto sia importante questo legame e gli hanno salvato la vita. Un legame, quello tra Pietro e i suoi cani da caccia, che da oggi ha un valore ancora più intimo e profondo. Sabrina Salerno affida ai social una perizia medica per mettere fine alle fake news dilaganti sulla naturalità del suo seno. La storia clinica, gli esami pregressi e l'obiettività attuale escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari. Spero con questo documento di aver messo la parola fine ad una fake news che mi perseguita da più di 30 anni. Sono le parole che Sabrina Salerno ha affidato ai suoi social, a corredo della perizia firmata dal chirurgo plastico di Treviso, Giorgio Berna. Dopo le numerose insinuazioni sulla naturalità del suo seno, la showgirl, residente a Mogliano Veneto, ha deciso di pubblicare la perizia eseguita per attestare l'assenza di protesi mammarie e mettere fine così alle critiche di chi l'accusava di essersi rifatta.
La paziente, si legge nel documento, non riferisce alcun intervento chirurgico al seno, è in follow-up mammografico ed ecografico da circa 20 anni. Il risultato dell'esame dimostra come non siano presenti cicatrici né masse palpabili. Un'attestazione che viene da chiedersi se fosse necessaria. Numerosi i commenti sotto il post di Sabrina Salerno. Sostegno ma anche indignazione. Ci si domanda infatti se fosse necessario arrivare a tanto per smentire voci e fake news. La vicenda apre una riflessione ancora più ampia su quanto il corpo delle donne sia sempre sotto giudizio, nel bene e nel male. Un corpo che parla sempre, ma che sempre, nel bene e nel male, viene messo davanti alla competenza. E questo accade soprattutto nell'ambito del mestiere scelto da Salerno. Una bellezza la sua che racconta come un'arma a doppio taglio. Da una parte mi ha dato tantissimo, dall'altra mi ha bloccato in una gabbia, racconta la showgirl. Non avete idea di quanti addetti ai lavori spesso invidiosi mi abbiano ostacolata. Ostacoli che a 55 anni Sabrina Salerno, anche con la pubblicazione di questo post, vuole superare definitivamente. È tutto per queste edizioni, previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Ponte del 2 giugno, clima da inizio estate, ma con occasionale instabilità. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì ci mostra un contesto buono, sarà infatti in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso. Tuttavia sui monti nel pomeriggio saranno possibili dei rovesci e temporali, per il resto assenti. Temperature stazionarie o in lieve aumento, minime tra 14 e 19 gradi, massime invece tra i 25 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso. Sui rilievi sarà più variabile, specie nelle ore pomeridiane, con temporali possibili poi anche fin verso qualche zona di pianura. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà più soleggiato al mattino, ma avremo frequenti addensamenti a seguire, associati a isolati rovesci. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 25-28 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.